chiusura della linea macchina. La via di Gianni Ambroso potrebbe essere da subito tra i protagonisti. Si entra in seconda fila Mendel MP, la chiusura delle ali con lo scatto di Noce di Jesolo che scavalca quello all'interno, ma di fuori sono provenienti anche Montemani di R e Orchidea Nera Basso che è partita a 1000. Lancio violentissimo da ieri lo Sky Storico che è il leader al paletto di 200 ma spende un capitale, 13 spaccato, viene via con il 14 Overwind B che prova a passare con dure 300 metri che è davvero uno spaccato di cronometro per la cavallo improvvisata del Gianvito D'Ambroso che è il leader poco prima del paletto dei 400 di gara e già può rallentare la natura, parziale però di 28,4 che vale parecchio meno per lei che viene dalla seconda fila. Il rallentamento immediato, il 500 di gara, di fuori subito Nigeria Jet che viene avanti di inerzia, apre la colonna esterna, si trascina il 5 di Ostinato, poi ancora Iveri LB e Nilo dell'Est, nonostante il rallentamento 44 una virgola per il 600 di Overwind B, c'è sempre Orchidea Nera Bass nella scia, poi ancora in corda probabilmente Ostinato, di fuori Nigeria Jet con in scia, intanto 33 netto il rallentamento del leader, Overwind B con Gianvito D'Ambroso che cerca di risparmiare quello che può, il chilometro se ne va in 15,5, viene dal fondo anche Iveri LB che al chilometro scappa in terza ruota, scavalca Ostinato, si va all'ultima curva, la risalita anche di Nilo dell'Est, gruppo comunque molto compatto e passata, facile, Nigeria Jet il calo di Overwind B, contratta da Iveri LB, Nigeria in vantaggio, in terza ruota guadagna e quindi va forte Nilo dell'Est, 31 di quarto intermedio, la ultima curva volante da parte di Peppe Bistone e di Nigeria Jet che stampano un 14,2, ancora su di giri la Lieva di Pistone che è nettamente davanti, l'entrata conclusiva lasciando Nilo dell'Est a soffrire con il ritorno di Orchidea Nera Basso, fa il secondo, all'interno finisce quarto, molto